in più Gualmini, ma noi restiamo ancora per un po' sul territorio. Vi faccio vedere questo titolo del Tempo. E adesso l'Indipendenza, parla il Serenissimo del comando armato che assaltò il campanile a Venezia. Il territorio veneto è quello che ci racconta Enzo Miglino, partendo proprio dai Serenissimi. Era 20 anni fa. Noi siamo per l'indipendenza totale della Venezia Patria. Un comando di 8 uomini occupa Piazza San Marco a Venezia in nome della Repubblica Serenissima. Lei era qui in piazza? Sì, ecco, io ero il primo che scende dal tanco, sono stato fatto scendere dal tanco e poi ci hanno portato in caserma. 20 anni fa l'assalto a Piazza San Marco, cosa è cambiato in 20 anni? In 20 anni è cambiato che la forza politica che era maggioritaria in quei periodi, la Lega Nord, si è rivelata un po' per quello che era, diciamo, si è trasformata, è diventata un partito, se vogliamo, un partito italiano, e dopo 20 anni la gente qua pensa di essere stato un po' tradito. Il tempo passa, ma in Veneto torna di moda una parola rimasta sottotono a lungo: indipendenza. I Serenissimi del 97, nonostante qualche anno di carcere, non hanno perso il vigore. Se non ci danno la possibilità ai veneti di esprimersi in maniera democratica, è un problema per lo Stato italiano, perché, signori di Roma, ricordatevi che state implodendo, farete la fine che ha fatto l'Unione Sovietica. Noi non speriamo l'implosione, siamo dispiaciuti, non vogliamo l'implosione, vogliamo un referendum dove si decide se stare o non in Italia. Se poi implodete, la responsabilità non è nostra, ma è vostra, di voi italiani. Voi vi considerate gli oppressi in Veneto? Noi siamo oppressi, perché guarda, non vorrei dire neanche oppressi. A noi ci viene impedito il diritto di esercitare un diritto democratico, che è quello di esprimere la nostra volontà, il nostro diritto all'autodeterminazione. Tutto è possibile in questo mondo. Nella storia dell'umanità paesi sono nati, paesi sono morti e non ci sono, a parte qualche volta, non ci sono state grandi tragedie. Guardiamo, la Norvegia è diventata indipendente con un referendum, Timor-Est qualche anno fa è diventato indipendente con un referendum, la stessa Cecoslovacchia 20 anni fa è diventata indipendente con un referendum senza nessun spargimento di sangue. 2.300.000 veneti alle urne, in pratica tutti per il sì all'autonomia. La seconda parola chiave del Veneto d'oggi è orgoglio. Sì, ne abbiamo vendute, ne abbiamo già finite tutte praticamente, non ne abbiamo più già da ieri. Di queste qua. Ne abbiamo vendute, nell'ultimo mese ne abbiamo vendute tipo 2-3 di queste bandiere qua. Ma una curiosità, le bandiere del Veneto dove si producono? Beh, noi le compriamo da un fornitore veneto, sinceramente sono fatte in Italia, non sono sicuramente fatte in Cina. Non sono fatte in Veneto però? Questo non lo posso dire, non lo posso garantire davanti alla TV. Guarda lì, e allora speriamo che dà una botta in testa, dai, che mantenga la parola, di fare qualcosa di serio. Forse sarebbe il caso di lasciare un po' più libero il Veneto e la Lombardia, visto che è un po' troppi anni che aiuta troppo Roma. Questo piano è il piano per la rinascita economica, noi l'abbiamo chiamato, e questo non è secondario, è il piano Guardiola. Guardiola l'allenatore. L'allenatore, è un piano che poi è anche un indipendentista catalano, e questo fa piacere. Cioè è un piano circolare che tutti devono partecipare all'opera, tutti devono partecipare a questo piano economico, poi sarà il Messi Veneto che segnerà i gol, che porterà a termine e a compimento il lavoro dei veneti. Questo è un positivo. Manca un'ultima parola per raccontare il Veneto: identità. Massimo fa l'architetto in Cina, è tornato qualche giorno a Padova per votare e guarda già oltre i confini regionali. Questi sono i ragazzi giovani che sono tutti laureati, in questo momento hanno fatto questo viaggio culturale di legame con i veneti presenti nel sud del Brasile, e sono appena arrivati, appena arrivati in aeroporto. Loro faranno questo cattarsi tra veneti, significa trovarsi tra veneti, perché lì risulta ancora la lingua madre veneta di quando i veneti sono emigrati verso l'estero. L'anno scorso il presidente del Brasile ha riconosciuto la lingua veneta come lingua ufficiale del Brasile, quindi è riconosciuta al 100%, ed è l'unico paese al mondo, il Brasile, in cui la messa viene detta in veneto.